Bentrovati su parliamoneonline.it, il programma radiofonico va in onda su Radio Gorizia 1 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 11, mentre si va in onda in versione televisiva il martedì alle 19:15, poi le repliche del venerdì e del mercoledì, in questo caso alle 13:30. Argomenti di oggi: rimaniamo sempre nell'ambito del distretto della Sedia del Manzanese e parliamo di Infodistretto.it, che è una bellissima trovata per mettere sotto un unico sito tutte le aziende, e sono centinaia, del distretto della Sedia. Bentrovati. Quella che vedete alle mie spalle è il simbolo dell'ex triangolo della Sedia, ormai distretto della Sedia. Ben 11 comuni, non solo 3 come prima, Manzano, San Giovanni e Corno di Rosazzo, ma dicevamo 11 comuni che rappresentano il distretto della Sedia, questa grande realtà industriale. A supportare questo distretto è sorta un'agenzia, l'ASDI, che dà una mano nello sviluppo di questa realtà industriale. E all'ASDI è venuta una grande idea. Presidente Tondo a Milano, proveniente da Bruxelles, ha visto tante cose, ma soprattutto in questo caso parliamo di ASDI, il distretto della Sedia, che è uno dei simboli della regione in questo caso. Una bella presentazione in un momento come questo. Avere una visibilità di carattere internazionale è assolutamente significativo. Poi mi sembra che sia stata fatta un'opera davvero di qualità. Trovare l'ASDI qui in questa fiera, che è la più importante del mondo del settore, è un momento di incoraggiamento e di fiducia. Sembra che l'economia stia ripartendo, vedere gli imprenditori motivati e che guardano il futuro con un nuovo portale, con nuove dinamiche, con nuova voglia di fare, insomma è incoraggiante. E l'idea è questa. Infodistretto.it è un'idea nuova, un'idea dell'ASDI. Siamo con il direttore di ASDI Sedia, Carlo Piemonte. Che cos'è Infodistretto.it, direttore? Infodistretto è il primo portale online che raccoglie le aziende della filiera produttiva del settore legno-arredo e presenta in 5 lingue diverse il territorio stesso del distretto. Questo è un aggregatore del territorio? Sì, di base oltre 200 aziende della filiera produttiva sono già registrate, suddivise per attività produttiva o per tipologia di lavorazione. Ci sono le segherie, ci sono le piallature, le levigature, le essiccature, le tappezzerie, le verniciature e tutte quelle attività economiche complementari alla lavorazione della sedia, ma che comunque forniscono ogni giorno il materiale idoneo per poter produrre la sedia all'interno del nostro territorio. Per chi non lo sapesse, come si usa questo portale? L'utilizzo di Infodistretto.it è molto semplice. Abbiamo voluto un'interfaccia grafica particolarmente intuitiva che si dividesse in 2 blocchi principali, il blocco della ricerca e il blocco delle pagine statiche. All'interno del sito compare una maschera principale nella quale è possibile scrivere il nome dell'azienda, ovvero l'attività produttiva, o qualsiasi altra parola che noi stiamo cercando. Quindi, ad esempio, se cerchiamo dell'arredo da esterni, si può scrivere tranquillamente esterni, ovvero si può mettere il nome dell'azienda stessa e trovare i riferimenti all'interno del distretto. Si può trovare il numero di telefono, l'indirizzo, il fax, l'email, il sito internet e, per le aziende appunto che stanno implementando le proprie schede personali, inserire ben 4 foto e il logo aziendale. Questa impostazione permette alle aziende di farsi conoscere meglio, di dare propria visibilità ai prodotti e all'attività economica che porta avanti. Pertanto non solo le aziende produttrici finali di sedie sono presenti all'interno del portale, ma anche tutte le aziende della subfornitura che quotidianamente operano sul territorio. C'è un banner dedicato alle sedie, tavoli imbottiti. Sì, perché l'attività produttiva del nostro territorio sono sì concentrate sulle sedie, ma anche sugli altri prodotti, quali i tavoli e gli imbottiti. Abbiamo deciso di dedicare un importante banner che raccolga tutte le aziende che si sono registrate come produttori di sedie, tavoli e imbottiti all'interno di un unico pulsante, ed in questo modo, sempre col sistema multilingue, farle conoscere all'utente che è anche alla ricerca di un prodotto finito. Quali sono i vantaggi nell'aggiornare la scheda su infodistretto.it?
Ma sicuramente considerevoli. Anzitutto, inserendo le descrizioni multilingue è possibile entrare nel motore di ricerca anche in altre lingue. Quindi se un tedesco scrive la parola sedia piuttosto che esterni per cercare un'azienda, se l'azienda stessa si sarà registrata con una descrizione in tedesco sarà più facilmente reperibile. Ma non solo. Inserendo le fotografie, il logo aziendale, il sito internet con la segnalazione, l'azienda aumenta il punteggio, diciamo. Quindi, in una ricerca globale e trasversale, quando compare un elenco di aziende, le imprese che avranno inserito maggiori dati, informazioni o immagini saranno tra le prime in elenco all'interno di un ordine alfabetico che comunque si suddivide a seconda dei vari punteggi delle aziende. Pertanto, maggiori sono le informazioni inserite dall'azienda, maggiore è la probabilità di essere trovati dal motore di ricerca. Questo portale ha anche, come abbiamo sentito dalla voce del presidente Mauri, già anche una specie di mette in mostra anche altri lati del territorio oltre al legno e l'arredo. È vero, l'idea appunto, soprattutto dedicata all'internazionalità che si è voluto dare a questo sito, è di presentare il turismo, perché la nostra zona comunque è un punto interessante per un turismo culturale, il food and wine, così chiamato, ma l'enogastronomia, nella quale c'è anche una sezione dedicata proprio ai vini del nostro territorio, un'importante attività economica delle nostre zone. C'è la storia del distretto, nella quale si racconta fin dall'origine come nasce il distretto, da dove deriva la nostra produzione, e ci sono alcune informazioni attuali che noi quotidianamente aggiorniamo e cerchiamo di rendere sempre più accattivanti e conosciute. Allora, alla fine di tutto, l'importanza per un'azienda di entrare, di mettersi dentro infodistretto.it. Esatto, è un procedimento gratuito, anzitutto va detto, tramite il quale l'azienda entra sul portale, sceglie, inserisce, aggiorna la tua scheda aziendale, può inserire la propria azienda qualora non vi fosse già, oppure aggiornarvi i dati, come inserire la descrizione in italiano, inglese, spagnolo, tedesco o francese, inserire la categoria di produzione e aggiungere le fotografie. Pertanto, complementando e completando questi dati, la propria posizione all'interno del motore di ricerca salirà quanto più l'informazione sarà dettagliata e chiara nei confronti dell'utente che andrà a cercare sul sito. Per esempio, un'azienda che avrà le fotografie, il logo, la descrizione multilingue e tutti gli altri dati si troverà in una posizione primaria rispetto alle aziende che non hanno fatto questo percorso di aggiornamento. Infodistretto.it, Presidente Maurich, che valore ha? Ma è il primo portale dove mette in rete tutte le aziende del settore del distretto della Sedia, ma ancora di più, bensì in 5 lingue, quindi internazionalizzando la zona. Questo sicuramente è il valore aggiunto che noi cerchiamo di dare a infodistretto.it. Presidente Maurich, infodistretto.it è sì un elemento virtuale, però è anche un elemento reale nella collaborazione con gli enti. Beh, senz'altro, noi abbiamo ricevuto il sostegno della provincia di Udine, sia morale ma soprattutto economico, che in periodi difficili come questi è sicuramente molto importante. Infodistretto.it, il primo portale delle aziende del distretto della Sedia del settore legno arredo, che non vuole essere solo una ricerca per le aziende, ma bensì una fotografia di tutto quello che è l'enogastronomia, la cultura, il turismo del nostro distretto.